L'inchiesta che molto probabilmente aprirà la procura di Vicenza accerterà le responsabilità di questi medici ed infermieri scellerati che hanno deciso di organizzare un gioco cinico e crudele sulla pelle dei malati, ma hanno anche, al di là di quello che poi accerteranno i magistrati, hanno anche delle altre responsabilità morali, che sono quelle legate al discredito che hanno gettato sulla sanità del Veneto, che è sempre considerata un'eccellenza e rispetto ad altre regioni certamente lo è, ma che esce con le ossa rotte da questa vicenda, perché denota il cinismo e la crudeltà di persone che ci si aspetta essere completamente diverse, cioè ci si aspetta che un medico o un infermiere sia dedicato proprio alle persone che soffrono all'interno degli ospedali, dei nosocomi, delle case di cura, degli ospizi, dove vediamo molto spesso maltrattamenti indicibili, per fortuna da qualche tempo a questa parte ripresi dalle telecamere e quindi scoperti dai carabinieri e dalla polizia, che poi assicurano alla giustizia questi criminali. E quindi c'è anche questo aspetto, il cinismo di chi dovrebbe aiutare e curare gli altri, soprattutto perché deboli, e che invece infierisce su queste persone. Al di là di quello che poi sarà stato questo gioco, perché si dice ma non era soltanto una cosa virtuale, non importa, è gravissimo, come ha detto il direttore generale della ULSS di Vicenza Pavesi, è comunque gravissimo che dei medici e degli infermieri arrivino a inventare un gioco crudele, questa roulette russa tremenda ai danni dei più deboli, ai danni dei malati. Quindi ci aspettiamo certamente delle pene esemplari e ci aspettiamo soprattutto che queste persone non possano più esercitare la loro professione, che vengano bandite, che vengano anzi anche approvate in seguito a questi fatti delle leggi severissime che prevedano non delle attenuanti ma degli aggravi di pena per chi osa divertirsi sul dolore degli altri.